La sfida è ardua, l'avversario è temibile. Il presidente di regione è più amato non solo in Veneto ma anche in Italia. Enrico Cappelletti, padovano, imprenditore e senatore del Movimento 5 Stelle nella passata legislatura, è il contendente pentastellato alla guida di Palazzo Balbi. La presentazione della candidatura a Mestre con i consiglieri regionali uscenti e il ministro ai rapporti con il Parlamento Federico D'Inca. Propone un Veneto migliore contestando all'amministrazione Zaia eccessivo consumo del suolo, politiche inadeguate per l'inquinamento da FAS e da PM10, oltre a contestare la pedemontana, opera utile, dice, ma troppo costosa, e i project financing. Ma noi innanzitutto vogliamo partire dagli errori che sono stati fatti fino adesso per non farli e poi possiamo rilanciare un nuovo sviluppo della nostra regione che si basi su quello che è in questo momento che offre maggiormente le opportunità di sviluppo anche economico per le nostre piccole e medie imprese, che è la sostenibilità. Il governo ha lanciato adesso la detrazione fiscale del 110% sulla ristrutturazione degli immobili per il risparmio energetico. Bene, questa è un'occasione straordinaria per le piccole e medie aziende del Veneto e per i nostri artigiani. Pensate che la CNA stima solo per questa possibilità 50.000 nuovi posti di lavoro in Veneto e 46 miliardi di cifra d'affari. Anche la regione deve fare la sua parte. Anche voi, anche lei, autonomia senza se e senza ma, quindi esattamente in linea con Zaia, quasi più che i suoi alleati storici. Forse siamo più in linea con Zaia che non con Salvini, mi viene da dire, per fare una battuta. Visto e considerato che quando viene in Veneto parla giustamente di autonomia, ma si guarda bene a parlare di autonomia quando si trova nelle altre regioni d'Italia. Siamo convinti che sia una riforma utile e anche necessaria in Veneto, questo anche alla luce del referendum che si è tenuto, che ha avuto il Movimento 5 Stelle tra i suoi sostenitori e quindi siamo convinti dell'utilità di questa riforma. Il mio auspicio e anche il mio impegno è che questa riforma avvenga nell'arco di questa legislatura, perché se fallissimo anche noi, come ha fallito la Lega e il centrodestra prima, come ha fallito il centrosinistra da questo punto di vista, allora veramente ci sarebbero ben poche possibilità di vederla concretizzare. L'emergenza sanitaria in Veneto è stata comunque gestita, un po' per fortuna, un po' per capacità, in maniera esemplare. Che cosa avrebbe fatto lei? Sì, è stata gestita bene anche grazie al livello di eccellenza e di professionalità dei medici, degli scienziati. Penso sia, non solo io, ma penso tutti i veneti pensano al ruolo che ha avuto ad esempio il professor Crisanti nell'impostare le politiche di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus nella nostra regione. Io credo che però questa esperienza ci lasci un insegnamento e l'insegnamento deve essere questo. Abbiamo bisogno di investire su una sanità di eccellenza, ma deve essere una sanità pubblica. E questo deve essere il nostro impegno. Negli ultimi anni, al contrario, una fetta sempre maggiore di risorse, anche in Veneto, della sanità pubblica sono state destinate alla sanità privata. Senza contare che poi gli investimenti che vengono fatti nella sanità, nelle strutture, negli immobili, qui siamo a Mestre, poco lontano da qui c'è l'ospedale dell'Angelo, un ospedale di 230 milioni di euro, che però realizzato in project financing verrà a costare ai cittadini oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro, una cifra folle, sono tutte risorse sottratte alla sanità, tant'è che si allungano le liste d'attesa e i cittadini sempre di più, anche in Veneto, si rivolgono alla sanità privata.